nel Veneziano al via il fine settimana elettorale, seggi aperti fino alle 23 e domani dalle 7 alle 23 si vota per europee e l'elezione di 16 sindaci. A Marcona diversi elettori si sono presentati ai seggi molto prima dell'orario di apertura. 2 ring speciali domenica e lunedì sera e un'edizione straordinaria non stop dei nostri telegiornali. Antenna 3 seguirà in diretta il verdetto delle europee e i nuovi sindaci dei comuni al voto. Cresce la paura del quartiere di Altobello a Mestre dopo quanto denunciato nei giorni scorsi da Don Roberto. La comunità ha avviato una petizione per chiedere più controlli. Continua il dibattito a Venezia sui bagni pubblici mimetizzati da edicole. Dopo la conferenza dei servizi, le associazioni di categoria ribadiscono la loro contrarietà. Arriverà a giorni lo sblocco dei fondi che le imprese attendono dopo aver lavorato per realizzare le barriere che proteggono la Basilica di San Marco dall'acqua alta. Verso la festa di Sant'Antonio cresce il numero di pellegrini in Basilica, anche dal Veneziano, tanti in bicicletta o a piedi carichi di intenzioni di preghiera. Terza edizione a Caorle di Fashion Night con la moda per la ricerca. Modelle e modelli sfileranno domani sera per l'oncoematologia pediatrica di Padova. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Dunque il voto in apertura di questa edizione veneziana dei nostri telegiornali. Si vota in tutta la provincia per europee e in 16 comuni, in particolare per il rinnovo dei vertici comunali, ma appunto ci sono state delle storie parallele, come quegli elettori che si sono presentati ai seggi prima dell'orario di apertura, convinti che si votasse anche di mattina. È successo per esempio a Marcona. Le urne si sono aperte alle 15 di questo pomeriggio e lo rimarranno fino alle 23. Si potrà votare anche dalle 7 alle 23 di domenica. Anche la provincia di Venezia è alle urne per le elezioni del Parlamento europeo. Nel nostro caso si tratta della circoscrizione nord-orientale che oltre al Veneto comprende Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna. Si vota anche per l'elezione di 16 consigli comunali e relativi sindaci. 4 comuni che superano i 15.000 abitanti, Spinea, Portogruaro, Scorzè e Noale, potrebbero tornare alle urne tra 2 settimane per il turno di ballottaggio in caso nessuno dei candidati sindaco superasse il 50% più 1 dei voti. In altri 2 comuni, invece, Cintocao Maggiore e Teglio Veneto, essendoci un solo candidato sindaco, per l'elezione sarà necessario che l'affluenza arrivi al 40%. Queste immagini si riferiscono a Spinea, dove diversi elettori si sono presentati già poco prima dell'apertura dei seggi. A Marconi invece diverse persone si sono recate a votare la mattina, quando i seggi erano ancora chiusi, tanto che è stato lanciato un messaggio ufficiale attraverso i social per ricordare quali fossero gli orari di voto. Solo in Comune di Venezia gli aventi diritto al voto sono 197.090, per 3.346 sarà la prima volta, 148 i centenari. Come sempre, oltre al certificato elettorale, occorre presentarsi al seggio con un documento di identificazione. E Antenna 3 è pronta come sempre a raccontarvi rigorosamente in diretta, ora dopo ora, il verdetto delle urne. Si parte domenica sera, domani alle 21, con uno speciale ring dedicato proprio alle europee, dalle proiezioni di voto allo spoglio nei seggi, una notte dedicata a risultati e commenti con gli ospiti in studio. Il giorno dopo, lunedì dalle 8 del mattino, si riparte con una lunga edizione straordinaria non stop fino a sera che analizzerà il voto definitivo delle europee prima di iniziare a raccontare lo spoglio per le amministrative. I nostri inviati dalle piazze più importanti per raccontare in diretta chi vince, chi perde e tutti i commenti della politica. A fine giornata è il momento di tirare le fila della sfida. Dalle 21 nuovo speciale ring con i verdetti e gli scenari che dalle urne emergeranno sia in Europa che sul territorio. Quindi una vera e propria maratona elettorale, diversi chiaramente i collegamenti anche dal veneziano. E ritorniamo alla cronaca, perché cresce la paura nel quartiere di Altobello a Mestre dopo quanto denunciato nei giorni scorsi da Don Roberto. Ma ci racconta tutto Ilaria Marchiori.
Circa 4 giovani drogati, insomma, si sono bucati nel retro della chiesa, sugli scalini, pieno di siringhe, sangue dappertutto, spaventando anche e soprattutto coloro che abitano lì nei dintorni, insomma, no? In quartiere Altobello a Mestre non c'è pace e il parroco è esasperato di fronte a questa situazione. Sangue, siringhe, atti vandalici, risse e intimidazioni ai cittadini sempre più spaventati di uscire di casa. Per me è una grande preoccupazione soprattutto per i bambini, prima di tutto, perché passano di lì tutti i bambini che vanno alla scuola materna, che nelle vicinanze, gli anziani, la paura di essere derubati, maltrattati, eccetera. Ho evitato, non so, di andare a teatro, di iscrivermi all'università della terza età, perché bisognava tornare a casa in orari che per i quali avrei avuto paura, insomma. Vedo una realtà che io non conoscevo. Io ho visto ragazzi dietro a una strada di via Piave alle 6 del pomeriggio, una coppia che si drogava tranquillamente lì davanti a tutti quanti. Ci vorrebbe più controllo sul territorio, indubbiamente controllo sul territorio. Per questo è partita una petizione. La nostra richiesta è di riattivare le forze dell'ordine nei servizi necessari per il quartiere, nei servizi di pubblica sicurezza, di controllo, vigilanza, ma anche di miglioramento dei servizi sociali, di assistenza a queste persone perché non si trovino nella condizione di drogarsi, insomma. Don Roberto è convinto che la pressione dei controlli su via Piave abbia spostato spacciatori e tossicodipendenti anche nel quartiere Altobello. Noi non facciamo tempo a pulirla davanti alla chiesa, che è sempre sporco, è gente che viene e butta lattine, eccetera, eccetera. E soprattutto le parti laterali della chiesa che sono un po' nascoste, in modo particolare adesso c'è anche questo cantiere qua che effettivamente ha un po' come dire, facilitato questa cosa, perché di solito si vedono dei giovani già ormai maggiorenni che vanno, cercano in mezzo ai vasi, i vasi che ci sono qui laterali, droga sicuramente. Il quartiere è cambiato, racconta uno dei membri dell'associazione Altobello in Cammino che lì vi è cresciuto. Cambiato totalmente, diciamo, gli abitanti, la popolazione di questa zona qua. Con questa cosa noi ci siamo sempre esposti nel discorso di integrare questa gente, però c'è sempre un muro che forse ci vorrà un paio di generazioni, come è stato in tutto il mondo. È di un ferito lieve il bilancio dell'incidente che nella notte verso le 3:45 ha visto coinvolti 2 camion lungo la tangenziale di Mestre. Per causa al vaglio delle forze dell'ordine un autotreno si è schiantato contro un veicolo di Autovie Venete all'altezza dell'area di servizio della Bazzera. I vigili del fuoco, giunti sul posto con un autogru da Treviso, hanno messo in sicurezza i 2 veicoli, mentre i sanitari del SUEM 118 hanno prestato le cure necessarie ai conducenti dei mezzi. Sul posto anche la polizia stradale e gli ausiliari di Autovie Venete, così dunque nella notte in tangenziale. In Laguna adesso, perché continua il dibattito sui bagni pubblici mimetizzati da edicole. Dopo la conferenza dei servizi, le associazioni di categoria ribadiscono la loro totale contrarietà. Clima teso dopo la conferenza dei servizi convocata mercoledì dai dirigenti comunali con il soprintendente. A distanza di 2 anni dal bando vinto dalla società, l'iter deve ancora essere completato e ci vorrà ancora del tempo per capire dove e quando saranno posizionati a Venezia i 20 bagni pubblici mimetizzati da edicole. Da tempo si parla di sistemarli in luoghi come Campo Manin, Campo San Vio, davanti ad abitazioni o a ridosso dei ponti, oltre che a Murano, Burano e Lido. Troppi pareri contrari, dai residenti alle associazioni di categoria che promettono battaglia contro il progetto. È evidente che i bagni chimici non possono essere posizionati in zone dove ci possono essere locali sensibili, negozi, bar, ristoranti, alberghi, dove non può che deturpare l'ambiente, soprattutto se è vicino anche a palazzi importanti o al Canal Grande. Tutto questo è assolutamente impossibile da realizzare e noi saremo contrari e ci batteremo fino in fondo. La preoccupazione è poi anche la gestione della pulizia dei bagni e delle aree circostanti, non ancora pienamente delineata. Un nuovo incontro sarà organizzato nelle prossime settimane. Restiamo in Laguna per un'altra questione. A giorni è atteso infatti lo sblocco dei fondi che le imprese ancora attendono dopo aver lavorato per realizzare le barriere che proteggono la Basilica di San Marco dall'acqua alta.
Ormai una situazione che si protrae da quasi 2 anni sembra addirittura d'arrivo, questione di giorni. In ballo c'è 1 milione di euro, cifra non indifferente per le imprese che hanno lavorato alacremente con impegno per completare a tempo di record le barriere mobili provvisorie a protezione della Basilica di San Marco a Venezia quando il Mose non è in funzione ma c'è acqua alta. Il lavoro è stato terminato e presentato nel novembre 2022, ma ancora manca l'ultimo saldo di circa 1 milione ad operai e maestranze. Siamo addirittura d'arrivo per la conclusione di una vicenda che effettivamente ha del grottesco e che è la vicenda riguardante il pagamento dei lavori che abbiamo eseguito per la realizzazione della barriera in vetro a protezione della Basilica di San Marco. Sembra appunto che si sia arrivati alla conclusione di questa vicenda abbastanza sgradevole e addirittura imbarazzante. Le imprese coinvolte sono quelle che hanno lavorato anche alla realizzazione del Mose. Davis Rizzo, portavoce delle ditte, spiega questo nuovo capitolo. Dalle notizie che abbiamo ricevuto in questi giorni sembra che finalmente si sia nell'imminenza del pagamento del dovuto. Attualmente i soldi non sono ancora stati versati alle imprese, stiamo evidentemente tenendo monitorata la cosa. L'aggiornamento che abbiamo ricevuto in questi ultimi frangenti ci dice che dovremmo esserci, ed è quello che ci auguriamo una volta per tutte. Ed è arrivato il voto di conformità della Corte dei Conti alla nomina di Roberto Rossetto, presidente dell'Autorità per la Laguna. Ora il nuovo ente dovrà approvare lo statuto, come ci spiega sempre Lorenzo Maier. È stata una nomina con una gestazione lunga e difficile, a volte controversa, ma alla fine è arrivato il sì della Corte dei Conti, che ha dato il suo voto favorevole e di congruità, autorizzando così la nomina dell'architetto Roberto Rossetto, 72 anni, veneziano, alla presidenza dell'Autorità per la Laguna di Venezia. Ed è questo quello che conta. Circa 2 mesi fa, lo scorso aprile, la stessa Corte dei Conti aveva sollevato alcuni dubbi di congruità, ma questo parere, l'ultimo, mette la parola fine almeno all'iter di nomina. Rossetto è stato autorizzato a questo incarico per un mandato triennale, poi eventualmente rinnovabile per altri 3 anni. L'Autorità per la Laguna di Venezia avrà giurisdizione e competenza su una serie di tematiche molto rilevanti ed importanti, tra le quali il funzionamento e il sollevamento del Mose, ma oggi è ancora una scatola pressoché vuota e dovrà, si spera entro l'autunno, prima approvare il suo statuto di funzionamento. Una lunga fase di rodaggio questa, che però ha almeno una sua guida ora e punto di riferimento. La nomina, che come primo passaggio era stata al vaglio delle commissioni parlamentari ricevendo parere favorevole, è ora conclusa e si può passare alla fase operativa. L'economia, l'artigianato veneziano di qualità produrrà nei prossimi mesi più di 200 posti di lavoro, ma diverse aziende hanno parecchie difficoltà a trovare personale, un problema analizzato a fondo in uno studio congiunto di Ca' Foscari e CNA. Nell'arco dei prossimi 12 mesi si prevede un bisogno occupazionale di circa 250 unità, che per un settore nel solo centro storico di Venezia sono numeri importanti. Dall'altra parte però quello che emerge dalla ricerca è che il settore corre un grosso rischio, il grosso rischio è quello di non trovare una parte consistente di quelle risorse di cui invece ha bisogno per continuare ad esistere e a crescere. La buona notizia è che l'artigianato artistico veneziano gode di buona salute. Quella meno bella è che si fatica a trovare giovani interessati a questo mestiere. Un progetto della CNA Metropolitana di Venezia, in collaborazione con l'Università Ca' Foscari, ha condotto un'indagine per mettere a fuoco la situazione. Ma è un comparto che gradualmente sta andando a perdere tutta una serie di maestranze, di mestieri tradizionali unici nel loro genere. Quindi è un comparto che esprime ancora un bisogno, una forte domanda di manodopera specializzata, ma che non sempre riesce a trovare questa manodopera all'interno del sistema scolastico, in particolare il sistema scolastico regionale. Risulta indispensabile
costruire dei progetti di sistema per strutturare invece un dialogo continuativo e organizzato tra questi due mondi e quindi favorire i processi di transizione scuola-lavoro. Dall'altra parte c'è un problema di tipo culturale, per cui ancora oggi noi continuiamo a raccontare il mondo dell'artigianato secondo vecchi stereotipi che non lo rappresentano più completamente e che lo rendono però poco interessante per i giovani e per il futuro occupazionale dei giovani. Eppure l'artigianato artistico tradizionale continua a rappresentare uno dei pochissimi settori di varietà di un mercato del lavoro che a Venezia oramai tende ad essere quasi completamente appiattito sul turismo. Il nostro artigianato è un artigianato delicato, di altissimo valore, ma che necessita di un continuo intervento e un continuo studio per ragionare i dati, per capire il fenomeno che è molto complesso, come sta andando, quali sono le tendenze e i trend. Verso la festa di Sant'Antonio cresce il numero di pellegrini in Basilica a Padova, anche dal veneziano. Noi siamo partiti da Oriago e siamo arrivati a Padova, sono circa 30 km e questa è la nostra quinta edizione che facciamo. Diamo a tutti i nostri amici pellegrini che vengano, diamo un piccolo ricordo e questo è anche benedetto dal nostro parroco che questa mattina alle 5:15, Don Cristiano, ci ha dato la benedizione e siamo partiti tutti in compagnia. Ragazzi, sulle mani! Sono partiti all'alba, insieme, carichi di intenzioni e man mano cercando di raccogliere fondi per la Fondazione Insieme per Lorenzo, i pellegrini giunti da Oriago per il quinto anno consecutivo, ma la Basilica del Santo diventa in questi giorni internazionale. Da dove siete? Croazia. Devoti di Sant'Antonio, una preghiera? Sì. Siamo molto contenti e felici che arriviamo a vedere il Sant'Antonio da vicino, così. Gli ha chiesto una preghiera, ha fatto una preghiera? Anche abbiamo pregato, abbiamo pensato una candelina e così che torneremo a casa felici e contenti. Questo pellegrino arriva dalla Slovenia, ma sono tante le lingue che risuonano, il polacco, il francese, il tedesco e l'ungherese, parlate da pellegrini che si affiancano a quanti arrivano da tutto il Veneto e da tutta Italia. Un santo amato, intercessore presso Dio nella richiesta di grazie, consolatore nei momenti di sofferenza, difensore degli oppressi, uomo di pace. La giornata del 13 giugno sarà seguita come sempre in diretta da Rete Veneta e quest'anno anche da TV12. La TV del Friuli è entrata a far parte della famiglia del network Media Nord-Est. Dall'alba al tramonto, a partire dalle 5:30 fino alle 22:30, giovedì prossimo la nostra emittente porterà la festa del Santo nelle vostre case. Potrete partecipare a tutte le sante messe, alla processione lungo le vie di Padova che vi racconteremo in diretta passo passo. Una festa che si potrà seguire anche online attraverso il sito 13giugno.org. Qui potrete inviare una preghiera che sarà stampata e portata dai frati sulla tomba del santo, accendere una candela o fare una donazione per aiutare i più poveri. Andiamo a Caorle, sul litorale, torna la Fashion Night con la moda a servizio della ricerca. Quando la moda è beneficenza. Domani sera alle 19 Caorle ospiterà la terza edizione di Caorle Fashion Night con la moda per la ricerca nello stabilimento Baia Blue Beach. Una rassegna a ingresso libero ma con lo scopo di raccogliere quanto più possibile. Tutto il ricavato andrà alla clinica di oncoematologia pediatrica di Padova e quindi vi aspettiamo numerosi. A sfilare saranno una trentina di modelli e modelle d'eccezione di ogni età, in una serata che si preannuncia all'insegna del fashion, del divertimento, ma soprattutto della beneficenza. È stato un lavoro veramente importante di squadra, vi aspettiamo insieme tutti uniti per fare del bene. Da Venezia è quindi tutto anche per questa edizione, subito dopo la sigla c'è il meteo, buona serata.